cominciato, rieccoci in diretta, approfondimento dedicato alla CGIL. Parliamo di un tema molto delicato quanto importante, quella della legalità nel mondo del lavoro, con un focus in agricoltura. Andremo ad analizzare vari aspetti e tematiche, possibili soluzioni. Lo facciamo insieme a Sara Pasqualin, segreteria SPI-CGIL. Buongiorno Sara, e buongiorno a Sebastiano Grosselle, segretario organizzativo FLAI CGIL Treviso. Vi ricordo naturalmente da casa la possibilità di intervenire sul tema per porre domande ai nostri ospiti. Iniziamo subito però, Sara, inquadrando quello che è il tema. Quando parliamo di legalità nel lavoro, a cosa ci riferiamo? Lavoro nero, lavoro sommerso o c'è di più? Allora, legalità è un concetto molto ampio, insomma. La CGIL è sempre stata, ha sempre avanzato l'ipotesi di una legalità corretta, soprattutto nel mondo del lavoro, per un diritto per tutti, insomma. Legalità ha varie sfaccettature. Noi abbiamo importanti segnali che purtroppo anche nel nostro territorio si sta procedendo a meccanismi di illegalità, ma ci sono le varie sfaccettature. La prima sfaccettatura, quella che viene in mente magari anche alle persone che ci ascoltano da casa, che è quella più immediata, è il fatto del lavoro sommerso, ovvero il lavoro in nero. Cosa vuol dire? Che il lavoratore lavora, che viene remunerato con delle somme che non sono tracciate da nessuna parte, quindi non ha busta paga, quindi non ha assicurazione dell'INAIL, non ha contributi versati all'INPS, non paga le tasse, tutto quello che ci sta dietro. Poi c'è la partita ovviamente invece la modalità grigia. Noi la chiamiamo grigia perché è un pezzo in regola, quindi esiste il contratto di lavoro, poi le ore che sono dichiarate su quel contratto di lavoro, una parte sono tracciate e vengono registrate dalla busta paga, e una parte invece sono completamente fuori dal controllo, e per quella parte fuori nasce il meccanismo che spiegavo prima, quindi non vengono versati contributi, non c'è maturazione di ferie e quant'altro, non c'è tutta una serie di cose. E poi c'è l'illegalità totale, che è quella che ha vincoli mafiosi, lì non c'è rispetto proprio di nulla, lì è l'illegalità totale, che mi viene da dire, che esiste purtroppo anche oggi e che lì genera tutta una serie di problematiche che devono essere affrontate per vie giudiziali e quant'altro, insomma. Quindi il quadro dell'illegalità è questo. Nel mondo del lavoro noi affrontiamo tutte queste tematiche, nel senso che ci troviamo ad affrontare sia con le categorie sia a livello confederale la partita illegale della situazione del lavoro in nero, la situazione del caporalato, la situazione di aziende fasulle che non esistono e che di fatto strutturano tutta una serie di meccanismi illegali nel territorio, e cerchiamo di proteggere quelle che sono le regole del nostro paese, ma soprattutto quella che è la regola per il lavoratore di essere riconosciuto nel momento in cui effettua il lavoro, proprio per dare una cultura di legalità, perché noi riteniamo che sono tutte risorse che vengono tolte al territorio, che vengono tolte alle persone, che vengono tolte allo Stato, e che di conseguenza generano quella famosa tensione sociale anche tra situazioni di un certo tipo e situazioni di un altro tipo, che creano poi gli scontri, perché poi uno dice ma io non pago le tasse però usufruisco dei servizi lo stesso, e poi c'è chi dice io le tasse le pago ma i servizi non mi ritornano, e quindi c'è la politica del furbo, passatemi questo termine anche se utilizzerei un altro termine, però in questa politica qua si creano tutta una serie di meccanismi per cui chi ci rimette poi lo Stato, ed è anche il nostro Stato democratico, che comunque con le risorse che arrivano da una situazione legale danno tutta una serie di servizi che ritornano poi al popolo, e non è giusto che c'è una parte di popolo che paga le tasse, che non evade, che deve rispettare le regole, e una parte di popolazione invece che può fare quello che vuole, che per loro le leggi non esistono. Spero di aver fatto il quadro abbastanza. Io le chiedo se alla luce di questo sommerso è possibile dare dei dati, quantificare in percentuali, perché immagino che poi vadano portate proprio alla luce queste situazioni per poi quantificarle statisticamente. Sì, infatti noi abbiamo dei dati che generalmente fornisce l'Istat, che è il nostro istituto nazionale. L'Istat ha sempre la difficoltà di non essere proprio diretto, nel senso che
i dati che vengono forniti a volte sono dati che sono analizzati di anni precedenti, però quello che ci interessa è partire da un dato di ipotesi e soprattutto capire anche la curva che c'è stata negli ultimi anni. L'Istat oggi dice che purtroppo loro analizzano i dati del 2022, quindi stiamo parlando di un biennio antecedente, però si parla di oltre 200 miliardi di lavoro di questa economia non osservata, che ha un andamento di crescita rispetto agli anni precedenti, e questo è l'altro meccanismo che ci fa capire che la direzione in cui si sta andando anche in Italia, ma soprattutto in determinate regioni che magari non avevano, fino a qualche anno fa non seguivano quella direzione, è di aumentare questa situazione qua, tanto che si dice che tra il 2021 e il 2022 c'è una crescita proprio del 9,6% di questo dato, vuol dire che ci sono stati 17 miliardi che si sono scostati tra un anno e l'altro. Cos'è che va a intaccare questo meccanismo? Anche il discorso del PIL, del prodotto interno italiano, perché sono poi tutte correlate queste situazioni qua. Il fatto di questa crescita di valore e questo aumento di lavoro irregolare è una cosa che deve essere gestita, che noi sottolineiamo deve essere affrontata con leggi chiare e deve essere iniziata anche a essere punita lì dove si trovano le situazioni che emergono da questa situazione qua, perché se non c'è la punizione è evidente. Noi ci conosciamo, il popolo degli italiani, io parlo del mio popolo, quindi gli italiani, però in generale nel mondo sta andando nella direzione che siccome non vengo sanzionato allora faccio come fanno tutti gli altri. Però in questo meccanismo qua chi ci rimette è il totale della popolazione e non è mai il singolo soggetto, perché è una battaglia infinita nel quale appunto non si mettono delle regole, nella quale chi ci rimette sono le persone che le regole le rispettano, mi viene da dire. Quindi è anche un meccanismo che fa brutto, ecco. È un fenomeno che interessa in modo trasversale i vari settori o è più concentrato proprio nel settore dell'agricoltura, e poi andremo con Sebastiano ad approfondire? Sì, allora, anche su questa cosa vengono forniti dei dati. Abbiamo alcuni settori che sono molto esposti sul fenomeno appunto di questa irregolarità. C'è l'agricoltura, poi Sebastiano ci darà anche il suo osservatorio molto più nello specifico. Poi sta molto crescendo anche il terzo settore, sta molto crescendo l'edilizia, sta molto crescendo, ci sono tutta una serie di settori le costruzioni, poi altri servizi di imprese, i servizi professionali addirittura, perché poi c'è anche l'altra sfaccettatura che è quello grigio, che è comunque lavoro irregolare, perché magari io dichiaro che nell'arco dell'anno ho un reddito di 10.000 euro, pago di conseguenza le tasse e tutto quello che ci sta su quella fascia di reddito, quando viceversa facendo molto di più c'è la parte grigia che va nella modalità che dicevamo prima, quindi in realtà anche quella fase in mezzo, questo lavoro grigio sta molto crescendo ed è il meccanismo che preoccupa di più, perché dal grigio al nero è un passo più piccolo rispetto a tutto in regola al nero, perché è ovvio che i controlli sono diversi su una fascia piuttosto che sull'altra. Sebastiano Grosselle, parliamo della costituzione della sezione territoriale di Treviso, della rete del lavoro agricolo di qualità. Sì, certo, si è costituita da qualche mese, è stata la prima ad essere costituita nella nostra regione e quindi assume un'importanza particolarmente consistente. Deriva da una norma del 2016, la legge 199 del 2016, che oltre alla parte sanzionatoria ha previsto, l'allora legislatore, il ministro Martina, ha costruito tra l'altro assieme alla nostra categoria una parte invece proattiva di questa norma. Spiace dire che per molti anni è rimasta per lungo tempo lettera morta questa parte. Stiamo di fatto attivando ora questi strumenti. Il ruolo della sezione territoriale in collegamento con la rete del lavoro agricolo di qualità è quello da un lato di promuovere l'adesione alla rete stessa, su cui dopo arrivo, e dall'altro di istituire un luogo di incontro tra parti sociali, parti istituzionali e soggetti che a vario titolo possano concorrere per andare a intercettare alcune problematiche che
concorrono alla costituzione di un ambiente in cui l'illegalità possa proliferare. Quindi ha il ruolo di introdurre una serie di strumenti che possano andare a limitare gli spazi per l'illegalità e toglierne il terreno fondamentalmente in cui questo fenomeno può alimentarsi. Uno di questi elementi, ad esempio, è il fattore dei trasporti. Sappiamo benissimo come il caporalato si leghi a corda doppia con il meccanismo per cui gli operai agricoli devono essere trasportati laddove svolgono il loro lavoro nei campi. Ma non solo, anche il tema abitativo è di fondamentale importanza. All'interno di questa sezione territoriale noi avremo ora modo di sviluppare tra le varie parti sociali di rappresentanza del settore agricolo, quindi sindacali e datoriali, e gli organi istituzionali, una serie di strumenti proattivi per andare incontro a queste tematiche. In questo momento però la sezione territoriale ha deciso di dotarsi come primo strumento di uno schema, diciamo così, di rilevazione del fenomeno degli appalti. Perché ci siamo concentrati sul fenomeno degli appalti? Perché proprio sul nostro territorio trevisano nell'anno scorso abbiamo registrato e fatto emergere come FLAI CGIL, abbiamo fatto emergere un fenomeno di introduzione, ingresso di caporalato nel contesto dell'agricoltura trevisana attraverso l'appalto che le aziende agricole del territorio fanno a soggetti terzi per l'esecuzione di una serie di lavorazioni, e proprio in questo fenomeno dell'appalto si annida la possibilità dell'ingresso, dello sfruttamento lavorativo anche pesante, anche della riduzione in schiavitù delle persone all'interno del nostro contesto produttivo. Quello che la sezione in questo momento ha deciso di calare sul territorio come primo tentativo, come primo strumento di correzione di questo fenomeno è una checklist su proposta dell'INPS, a cui credo in questa sede non possiamo che rinnovare un ringraziamento per l'energia profusa in questa direzione, per l'INPS regionale e per la direzione dell'INPS trevisana, uno strumento di rilevazione della costituzione, diciamo così, di come è organizzata e di come è costituita l'azienda potenziale appaltatrice. È uno strumento che va contemporaneamente sia al servizio e a tutela delle imprese agricole del nostro territorio, perché l'imprenditore agricolo, sottoponendo questo schema al proprio potenziale futuro appaltatore, può riceverne tutta una serie di informazioni. Già semplicemente l'eventuale rifiuto da parte del potenziale appaltatore può costituire un elemento di enorme tutela all'imprenditore agricolo. Questa rilevazione di dati su di uno schema, tra l'altro in formato Excel, quindi anche un dato poi estremamente utilizzabile per l'istituto e non ad esempio un PDF di cui poi si deve andare ad interpretare la scrittura, no? Per dire. Ecco, questa rilevazione di dati che l'imprenditore all'atto di stipulare un contratto poi gira automaticamente, diciamo così, alla sezione territoriale, può consentire da un lato, appunto dicevo prima, la tutela dell'imprenditore stesso e dall'altro soprattutto la capacità di analisi e quindi anche poi ispettiva dell'istituto e degli altri soggetti che fanno parte della rete, tra cui anche l'istituto nazionale, gli ispettori del lavoro, l'INL, che può meglio indirizzare la propria capacità ispettiva. Insomma, nella sostanza, quello che si vuole provare a fare è istituire un flusso di informazioni nei confronti della sezione ad utilizzo di tutti i soggetti che ne fanno parte per creare un ambiente in cui le aziende agricole del territorio non siano sottoposte a forti rischi nel momento in cui non possono sapere cosa e diciamo in che termini lavorano le imprese a cui intendono appaltare, e allo stesso tempo una rete di controllo che ci consenta di fare anche proprio un filtro a monte e anche un deterrente perché forme di illegalità e di irregolarità si sviluppino. Ovvio che in questo schema c'è una scelta di campo, per noi questo è fondamentale ribadirlo ed è
importante anche per caratterizzare, diciamo così, il senso della sezione territoriale del lavoro agricolo di qualità, di cui, ribadisco, non fanno parte, non sono componenti solo le parti istituzionali e sindacali, ma anche le parti datoriali. Qual è questa scelta di campo? A cosa mi riferisco? Molto semplicemente al fatto che le parti sociali di questo settore scelgono di stare dalla parte del lavoro regolare, del lavoro sicuro, ed escludono tutti i soggetti che pensano di poter fare economia andando a descapito dei diritti dei lavoratori, della loro sicurezza e poi, come appunto la collega richiamava prima, della socialità, della fiscalità generale, degli interessi collettivi del nostro paese, del nostro contesto trevisano, regionale e in estrema sintesi del contesto paese. Quindi questo è il nodo principale. Resta una cosa fondamentale che sta, anche questa, c'è da dirselo, nella scelta di campo che va fatta, e noi come parte sindacale, come CGIL, continueremo a lavorare in questo senso, e cioè che l'adesione alla sezione territoriale del lavoro delle parti datoriali comporti anche un'assunzione da parte loro di responsabilità nel motivare le loro rappresentate, per quante siano, perché non rappresentano ovviamente tutti, come noi non rappresentiamo tutti, ma possiamo fare la nostra parte in questo lavoro, per motivare all'adesione alla rete del lavoro agricolo di qualità i loro rappresentati, perché la sezione deve e può funzionare fin tanto che ci sono aziende agricole che scelgono di iscriversi alla rete del lavoro agricolo di qualità, e quindi questa sarà l'altra metà del lavoro, lavorare proattivamente affinché le aziende del nostro territorio non vedano questa cosa come un luogo ostile, anzi, ma come una opportunità nel momento in cui si fa una scelta di campo per una economia regolare e rispettosa del fattore umano, del lavoro che in queste aziende si svolge. Una sorta di registro. Sì, è un registro, il registro a tutti gli effetti è la rete, certo, che ha un livello nazionale. La sezione non ha nessun registro, ma ha il ruolo di incentivare all'adesione a questo registro nazionale, certo, se vogliamo usare questo termine, e poi fornire una serie di strumenti che vadano anche a beneficio effettivamente di quelle aziende che hanno scelto di stare da questa parte del campo, giusto, diciamo così. Della legalità. Sì. E la cronaca, io ricordo l'anno scorso, l'abbiamo raccontato spesso nei nostri telegiornali, ha portato alla luce episodi di caporalato molto importanti anche nel nostro territorio, che fino a qualche anno prima sembrava esente, lo ricordavamo soprattutto al sud certi episodi, invece anche qui da noi sempre più spesso siamo di fronte a questo sfruttamento. Eh sì, purtroppo sì, alcuni, diciamo così, potevano continuare a credere che il territorio di questo ricco nord-est, o continuare a raccontarsi e raccontarci che il territorio di questo ricco nord-est fosse esente dai fenomeni di pesante sfruttamento della manodopera e anche di riduzione in schiavitù, perché quando diciamo caporalato a volte utilizziamo questo termine anche perché in qualche maniera ormai è entrato nell'uso comune, e bene, sia chiaro, bene. Dopodiché però è anche molto importante declinare e far capire qual è la sostanza quando usiamo questa parola, e la sostanza è la riduzione in schiavitù di decine e decine di persone che, ammassate all'interno di casolari posti nella periferia dei nostri paesi, distanti dall'occhio della nostra società civile, passano 10, 12, 14 ore al giorno lavorando e venendo sfruttati pesantemente, venendo ricattati, e all'interno di una rete strutturata scientificamente per fare questo lavoro. Stiamo parlando di un giro economico da milioni di euro. Il caporale che ad esempio sottoponeva a questa schiavitù e a questo sfruttamento alcuni lavoratori indiani che noi poi come FLAI abbiamo rappresentato e abbiamo aiutato nel lavoro di emersione e di denuncia, stimiamo che possa aver guadagnato dalla sola, passatemi il termine, è brutto, ma per capire anche il livello, della sola partita che ha riguardato questi lavoratori, qualcosa come 1 milione di euro. Dalla sola partita di questi lavoratori c'erano circa una cinquantina di lavoratori, più o meno quasi tutti provenienti dalla stessa zona geografica, quindi dal Punjab, uno stato dell'India, che stavano appunto, ripeto, ammassati in un casolare senza acqua corrente, senza la il minimo livello igienico
che possa dare una dignità alle persone, lavoravano 10 ore al giorno quando andava bene, se non di più, quindi da quando era buio la mattina a quando di nuovo era buio la sera, e per fare questa cosa con la promessa di una regolarizzazione stante l'impianto normativo italiano, aveva estorto loro tra i 10 e i 12.000 euro a testa. Si fa presto a fare i conti, perché al guadagno iniziale sta il guadagno poi successivo, cioè come questi lavoratori avrebbero in logica dovuto restituire questo debito contratto lavorando, ma lavorando con quali tariffe orarie? Tariffe orarie che si aggiravano attorno ai 2-3 euro all'ora. Nel frattempo questo soggetto cosa faceva? Prendeva appunto appalti dalle aziende agricole del territorio e quindi aveva una doppia partita di guadagno, uno sfruttamento sotto gli occhi di tutti e che però per le condizioni anche normative del nostro paese a cui queste persone sono sottoposte poteva tranquillamente dispiegarsi alla luce del sole. Allora, il punto da cambiare è il meccanismo con cui, e questo è anche quello che stiamo cercando di fare nel nostro territorio, il meccanismo con cui vengono dati gli appalti sicuramente, però non possiamo neanche nasconderci dietro una foglia di fico. Un altro punto su cui noi a livello nazionale dobbiamo impegnarci è anche la radicale modifica dell'impianto normativo per quanto riguarda il lavoro migrante, per quanto riguarda nel nostro paese le migrazioni. O si arriva e si arriverà all'abrogazione complessiva della Bossi-Fini e dello schema dei decreti, dando di fatto una normativa in grado di garantire la dignità al lavoratore che si sposta e che raggiunge il nostro paese, oppure noi continueremo a sicuramente operare degli elementi migliorativi, ma lavorando un po' come Sisifo con una enorme pietra che continua poi a rirotolare giù. Fintanto non cambia l'impianto complessivo della norma, noi avremo un enorme esercito di riserva di lavoratori sfruttabili perché non in condizione di essere regolarmente in questo paese, ma che già si trovano in questo paese, che campare devono e che quindi vengono sfruttati. Questo è come dire, il contesto in cui operiamo e dobbiamo contemporaneamente avercelo a fuoco a tutti i livelli, il livello territoriale, certo, la sezione, tutto il lavoro anche di emersione e di denuncia che come categoria facciamo, ma anche l'obiettivo politico di un radicale cambiamento della normativa in termini di migrazione in questo Paese. Noi ci fermiamo, abbiamo qualche minuto di pubblicità e poi torniamo a parlare di quelle che sono le iniziative che il sindacato mette in campo, oltre a quelle che ci ha appena illustrato Sebastiano, per contrastare il fenomeno. A tra poco. Siamo tornati in diretta e ripartiamo con una telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Niente, volevo rispondere al signore che parlava prima, non ho fatto in tempo a capire il nome. Praticamente lui si lamenta, come è giusto che sia, del fatto che ci sono dei lavoratori che non sono in regola, vengono sfruttati, pagati una miseria, eccetera, eccetera, eccetera. Sono perfettamente d'accordo, ma sono anche convinto del fatto che più ne arrivano e più questi vanno ad intasare il mercato del lavoro. Cioè ci saranno sempre più persone disposte a lavorare a meno soldi perché comunque ce ne sono troppi. Io sono nato in Svizzera da genitori immigrati negli anni 60. Mio padre, quando non aveva il contratto di lavoro, se ne tornava in Italia, doveva uscire dalla nazione. Qua ci sono delle persone che non solo non hanno la cittadinanza, non hanno residenza, hanno foglie di espulsione, eccetera, e continuano a rimanere qua e vanno ad ingrassare le file di quella gente che continuerà in qualche modo a delinquere se non gli viene trovato un posto di lavoro. Ma un posto di lavoro, perché sia tale, deve essere garantito un salario minimo e tutte queste cose qua. Ma più le facciamo arrivare e peggio sarà la situazione. Immetteremo ancora altra gente nel mercato del lavoro più o meno clandestino e saranno pagati sempre meno, perché pur di prendere qualche cosa saranno disposti a prendere sempre meno. Io la penso così. La ringrazio, Sebastiano. Immagino che si riferisse a lei. Sì, immagino di sì. Il tema è di come noi riusciamo a
rendere dei lavoratori che possano inserirsi nel mercato del lavoro regolarmente e con una buona forza contrattuale questi lavoratori. La legge che regola i flussi migratori nel nostro Paese ha più di 20 anni e non è quindi questa che possa aver determinato un aumento dei flussi degli arrivi nel nostro Paese. A determinare il volume degli arrivi nel nostro Paese sono le condizioni di partenza di queste persone, per cui le condizioni di miseria, le condizioni di guerra, tutta una serie di condizioni, ammettiamolo, anche delle condizioni di legittima aspirazione ad una vita migliore, perché non devono per forza venire da una guerra per migrare le persone. Sgomberiamo anche un po' il campo da questa questione. Ora, le persone arrivano, che noi vogliamo o no. La possibilità che ci è data e che diventa una responsabilità politica per il nostro Paese è quello di determinare un impianto normativo in grado di regolamentare, ovviamente questa cosa nel concerto della dimensione europea, non può essere l'Italia che lo fa da sola, ma di regolamentare questi flussi, ma incardinata nella necessità, nella volontà di far diventare questi lavoratori dei lavoratori regolari che possano concorrere a parità di diritti a quello che è il mercato del lavoro. Altrimenti sì, c'è quello che il signore della telefonata richiamava, e cioè, come si diceva una volta, un enorme esercito di riserva di persone che dal momento che non hanno un titolo di permanenza regolare nel nostro Paese, non entrano in maniera appropriata nel mercato del lavoro, ma ci entrano come enorme massa di persone sfruttabili. Questo è il meccanismo che va variato. I flussi ci sono, possiamo lavorare su tanti livelli perché le condizioni di origine e di partenza cambino, ma non a livello di mercato del lavoro. Quello che noi possiamo fare a livello di normativa di immigrazione e quindi di conseguenza di rimando di mercato del lavoro è dare loro la possibilità di essere al pari di ogni altra persona che già vive in questo Paese per cercare un lavoro. Allora il mercato del lavoro non si deprezza, allora il mercato del lavoro resta incardinato sui principi di regolarità e di sicurezza, allora non c'è una guerra tra poveri. Quello che sta succedendo adesso invece è una guerra tra poveri, un'erosione dei diritti di tutti, e questo esattamente perché queste persone vengono tenute ai margini, anzi al di fuori della regolarità. Sara, quando parliamo di legalità sul mondo del lavoro è inevitabile non pensare alla sicurezza sul luogo dei lavori, due concetti che vanno di pari passo. Beh, certo, perché comunque legalità e ufficialità, regole chiare, contratti trasparenti e situazioni danno poi anche le coperture della sicurezza. Quando abbiamo un esercito di invisibili che si muovono nel nostro territorio con le dinamiche dello sfruttamento, con le dinamiche appunto di non dover dare conto a nessuno di tutto quello che succede, con i meccanismi anche che dicevamo che rischiano poi di abbassare le tutele in generale di tutti i lavoratori, è ovvio che il principio della sicurezza va di pari passo perché loro si trovano completamente scoperti. Abbiamo avuto casi successi in Italia, ma a mio avviso succedono ovviamente anche nei nostri territori, nei quali la persona si fa male, anche importante, nel senso magari ci rimette un braccio, una gamba, ci rimette la vita in alcuni casi, e che essendo invisibili, perché di fatto non esistono nel nostro territorio per i meccanismi che diceva prima Sebastiano, ma anche per un altro problema che sta aumentando tantissimo, la tratta delle persone. Noi abbiamo situazioni in cui è diventato quasi un commercio di persone, nel senso che c'è gente che sfrutta e porta le persone, le muove nel territorio con meccanismi di ricatto altissimi e li rende invisibili. Se la società non si rende conto che tenerli ai margini rischi solamente di aumentare questa situazione, di aumentare l'irregolarità, ma soprattutto di abbassare tutti quelli che sono i nostri sistemi di controllo, tra cui anche quello della sicurezza, se noi non
non ci allertiamo e non vogliamo affrontare quella situazione, rischiamo di andare sempre peggio su una situazione di deriva, perché le persone si muovevano prima, lo diceva il Signore, la gente andava alla ricerca di lavoro, c'era uno Stato che li gestiva, che aveva la necessità. Anche l'Italia oggi si trova in una situazione in cui ha la necessità di importare lavoro, perché abbiamo una situazione, l'abbiamo affrontata in altre puntate qui proprio in questa sede di Antena 3, abbiamo un problema demografico, abbiamo una popolazione che sta invecchiando, quindi portare le persone nel nostro paese, metterli nelle condizioni di lavorare, di farsi una vita, di fare la famiglia, di fare dei figli che vanno a scuola con i nostri figli, serve per integrare una società, una nuova formula di società, ma far finta che il problema non esista oggi ci sta solo portando nella direzione opposta. Ecco, anche lo SPI è impegnato in tal senso con delle iniziative, delle campagne. Sì, lo SPI in realtà adesso sta partendo in questi giorni proprio i campi di legalità. Cosa sono? Allora, nasce da una collaborazione con alcune associazioni a livello nazionale, che sono l'associazione tipo Libera oppure tipo l'Arci. Ci sono dei territori che vengono confiscati alla mafia, che sono tipo terreni piuttosto che ville, piuttosto che situazioni che hanno un percorso di legalità, quelle famose cause di giustizia, vengono confiscati. Vengono date a queste associazioni che le riutilizzano, cercano di ridargli una nuova identità e appunto ridargli una nuova identità a favore del popolo e della popolazione. Cosa si fa in questi campi di legalità? Generalmente si coinvolge i giovani, si portano dei giovani per delle settimane, lo SPI dà una mano, dà un contributo sia logistico che organizzativo, nel senso che è quel soggetto che li mette assieme, che gestisce il campo di legalità, li forma, gli dà una cultura di legalità, di regolarità, quindi si cerca di formare i giovani con un concetto chiaro di quello che è un lavoro regolare, di quello che è la necessità di stare in una società regolare, e soprattutto si riutilizzano questi beni confiscati in una nuova modalità, riportandoli, ridandoli di fatto come contributo alla popolazione attorno. Quindi lo SPI adesso, lo SPI Veneto, si muove con delle squadre di pensionati che vanno è sempre un contributo volontario che dà il pensionato e c'è questo scambio generazionale tra persone anziane con una storia lavorativa alla spalla, con delle lotte importanti, con dei giovani che si affacciano sul mondo del lavoro, con la volontà di riprovare a costruire quel patto generazionale che ci dà un mondo, una visione della società più declinata alle regole, alle legalità e soprattutto anche all'apertura di una cultura diversa, nel senso all'apertura anche a nuove generazioni, con ragazzi che magari sono nati in Italia ma che arrivano da una cultura diversa, da genitori immigrati, per un fatto di allargare la platea, perché noi dobbiamo cercare di allargare la platea, di far entrare questi soggetti per creare veramente un nuovo modello di società. Questo è l'obiettivo e si parte proprio dalle generazioni più giovani che vedono nella loro quotidianità un contesto sociale diverso rispetto a quello che forse erano abituati, mi viene da dire, i miei genitori, i miei nonni o quant'altro, insomma. E poi Sebastiano c'è il sindacato di strada, che significa portare il sindacato là dove possono esserci problemi di legalità. Sì, in generale di legalità o comunque di sfruttamento lavorativo. Certo, è uno schema di lavoro che la Fly CGIL ha adottato da un po' di anni e che tra l'altro abbiamo fatto adottare, possiamo intestarci questa piccola soddisfazione, poi anche a tutta la nostra confederazione, alla CGIL. Significa molto banalmente una cosa: portare il sindacato là dove il lavoro si svolge, è quello che in realtà il sindacato ha sempre fatto. Se si parla di agricoltura si parla della necessità e anche dell'opportunità di dotarsi di strumenti necessari per portare appunto il nostro sindacato là dove il lavoro si svolge. Si tratta ad esempio di aver acquistato, come abbiamo fatto come territorio, un furgone che ci permette di fare delle campagne di sensibilizzazione andando nel territorio, andando a portare volantini, andando a portare anche
tutte le informazioni necessarie sui servizi, ma soprattutto sui diritti, e questo ci consente anche poi di rilevare quelle che sono le condizioni di lavoro. Non è un caso se appunto l'anno scorso questi 12 lavoratori indiani si sono rivolti alla Fly CGIL per il percorso di denuncia e di emersione della loro condizione di sfruttamento. Il sindacato di strada è un metodo, quindi è un modo con cui noi siamo permanentemente organizzati, e parte da una iniziativa che si chiama Brigate del Lavoro, che la Fly CGIL a livello nazionale da diversi anni ha inteso far partire, che sono invece una sperimentazione di sindacato di strada a livello però partecipativo per determinati periodi durante l'anno, proprio per incentivare questa pratica in tutto il territorio nazionale. L'abbiamo svolta, questa importante iniziativa delle Brigate del Lavoro, per la prima volta al nord in Veneto l'anno scorso a Verona, la svolgeremo di nuovo a luglio, questa volta a Rovigo, a livello interregionale, mentre a Verona è stata un'iniziativa nazionale. E si parla di cosa? Si parla fondamentalmente di mettere assieme, quindi comporre proprio delle squadre. Noi le chiamiamo brigate del lavoro non perché ci piace, ma perché effettivamente sono delle brigate composte da sindacalisti e sindacaliste, lavoratrici, delegate, delegati, ma anche componenti di tutta una serie, di un sistema di associazioni della nostra società civile sensibili alla questione sociale, alla questione dei diritti del lavoro, che assieme a noi, quindi ragazzi e ragazze del sindacato studentesco, operatori di cooperative, funzionari di una serie di altre associazioni, ci sono tutto un mondo, avvocati di strada, c'è tutto un mondo che si attiva attorno a questa iniziativa e che, organizzati dalla Fly, per una settimana batterà i campi, in questo caso del Rodigino quest'anno, e poi mano a mano negli anni arriveremo a tutte le province, a portare questa iniziativa su tutte le province, batterà i campi del territorio rodigino, farà assemblee all'interno dei CAS dove i migranti sono magari in questo momento tenuti, e poi farà un lavoro di collettivizzazione di quello che si è fatto la mattina nel pomeriggio per discutere e socializzare su quello che si è visto e su quali sono le criticità, di modo che dopo questa settimana o queste settimane chiunque ne abbia fatto parte si porti a casa un'eredità, appunto come diceva la collega, il tema è culturale, certo. La legalità, la regolarità, il lavoro devono ritornare all'interno del nostro patrimonio culturale stabile, assolutamente a livello generale e generalizzato. Allora facciamo un lavoro effettivamente al servizio della collettività. E lo scopo, la struttura di questa organizzazione, la struttura dell'iniziativa delle Brigate del Lavoro è esattamente questa: esportare i temi del lavoro e del lavoro regolare al di fuori dello stretto ambito del sindacato, perché non è una questione solo sindacale, è una questione di tutte e di tutti, e quando tornerà ad essere appunto egemonico a livello culturale forse avremo fatto veramente un passo avanti per superare tutta una serie di problemi che in questo momento le lavoratrici ed i lavoratori migranti e non attraversano e vivono quotidianamente. Sulla scia di quell'iniziativa che era stata proprio annunciata qui, dell'acquisto di un furgone barra camper, per arrivare proprio a contatto con i lavoratori del settore agricolo e portare alla luce eventuali fenomeni di sfruttamento, di caporalato. Noi eravamo rimasti all'acquisto del mezzo, è già in strada, è già partito? È già in strada e sarà utilizzato, quindi al di là di questa iniziativa di luglio di cui parlavo, sarà utilizzato poi da agosto e per settembre, durante tutto il periodo della raccolta, per le attività che dicevo appunto strutturali di sindacato di strada della nostra Fly CGIL di Treviso, che batterà i vigneti e i campi in generale del nostro territorio, in particolare in quel momento lì. Parte la vendemmia, è evidente che ci sono flussi di lavoratori importanti, di stagionali che vengono nel nostro territorio e che hanno tutto un portato a volte problematico,
mediatico e li intercetteremo, cercheremo di intercettarli, di portare a loro le informazioni sui loro diritti, sulle loro opportunità. C'è la disoccupazione agricola, ma ci sono moltissime cose che stanno attorno ovviamente al loro contratto di lavoro, e sarà anche l'occasione per misurare effettivamente quanti contratti di lavoro e quanta eventualmente irregolarità andremo a intercettare, e ne faremo in caso oggetto di denunce chiaramente. Perché potranno sentirsi più liberi di raccontarsi, di raccontare, piuttosto che magari venire direttamente o prendere in mano il telefono. Avere il sindacato lì sul posto può essere per loro un incentivo a portare alla luce questi casi. È esattamente questo, è esattamente questo. Però bisogna anche essere molto a fuoco sulle questioni, bisogna portare il sindacato là dove si svolge il lavoro, esattamente come una volta si erano costituite le camere del lavoro nei territori. Le camere del lavoro una volta erano molto frequentate dai lavoratori perché era una necessità anche quotidiana, anche occupazionale all'inizio, nella loro versione, diciamo così, nella loro organizzazione iniziale. Ecco, noi pensiamo che in qualche maniera il sindacato possa essere l'equivalente della costituzione delle camere del lavoro aggiornata a oggi, cioè fare in modo che il sindacato sia una cosa viva all'interno dei lavoratori. Chiariamoci, non esiste il sindacato sono i lavoratori che si organizzano. Adesso è ridondante ribadirlo, ma forse non è così banale. Il sindacato è laddove i lavoratori si organizzano, e nel momento in cui noi lavoriamo operativamente, lavoriamo concretamente perché non ci sia una distanza tra il lavoratore e la struttura, ma sia il sindacato che va laddove il lavoratore a volte passa anche 10 ore, quindi apro, chiudo parentesi, dimmi te come si fa a pensare che questo lavoratore poi venga nella Camera del Lavoro, cioè lo fa, ma lo fa meno. Certo. Se invece siamo noi che andiamo da lui, è evidente che c'è un anche modo per ricucire quel rapporto, e credo che questo sia in assoluto una delle cose di cui tutti noi abbiamo maggiormente bisogno in questo momento. Può essere anche un'occasione per confrontarsi anche gli imprenditori con il sindacato. Spesso nell'immaginario collettivo c'è questa contrapposizione tra l'imprenditore, tra il settore datoriale e il sindacato. Questo può essere un punto di incontro anche per loro. Io credo che nel momento in cui ci sia un contatto vivo e costante, l'incontro lo si trova, è lo schema del lavoro. C'è un errore di fondo, il fatto che i rapporti siano anche improntati su di uno scontro laddove serve, non vuol dire che non ci siano i rapporti, è la modalità per cui quei rapporti possano trovare un principio di sintesi equo, giusto, corretto, cioè un principio di sintesi in cui l'istanza del lavoratore e della lavoratrice non sia un'istanza subalterna all'istanza dell'imprenditore, all'istanza in ultima analisi dell'economia. Ecco perché il punto di incontro sia equilibrato, serve a volte anche lo scontro, ma è evidente che non è l'unica chiave. Non saremmo ad esempio all'interno della sezione territoriale di quel luogo di cui parlavo prima, non saremmo peraltro in grado di chiudere i contratti come facciamo costantemente. Certo. Abbiamo chiuso da pochi mesi il contratto provinciale dei lavoratori agricoli appunto della provincia di Treviso, che ha riguardato circa 14-15 mila dipendenti, portando loro un aumento salariale di più del 6,4%, adesso al di là dei tecnicismi, un importo di un valore di incremento salariale estremamente importante. Ecco, superiamo questo equivoco. Il sindacato chiaramente è in costante rapporto, e questa è la nostra quotidianità. Non facciamo passare in qualche maniera uno schema di rapporto che a volte necessariamente è anche contrappositivo per una volontà che non ci sia un rapporto o per la incapacità di tessere rapporto. Il rapporto c'è, e come? E anche perché anche il contrasto può essere un contrasto costruttivo se porta poi ad un obiettivo condiviso. Esserlo. E anche perché serviamo uno all'altro. Certo, certo. Cioè, i lavoratori entrano nelle imprese, quindi con i datori di lavoro, e il sindacato serve anche per dare le informazioni ad entrambe le parti, insomma, quindi. Sara, siamo ormai in chiusura, viene da dire c'è ancora molto da fare sul tema legalità nel lavoro. Sì, purtroppo come tutti i concetti culturali c'è sempre tanto da fare, perché c'è l'esigenza di fare il cambiamento.
che spaventa per certi aspetti, perché vuol dire avere una società diversa rispetto a quella che si è abituati a pensare che sia quella corretta, però purtroppo oggi in un mondo in cui le persone si muovono, in un mondo in cui c'è esigenza di tutelare le persone più fragili rispetto alle persone più forti, in un mondo in cui il collettivo sta facendo un passo indietro per lasciare spazio all'individualismo, noi dobbiamo riprenderci una sana modalità di vivere, anche di convivenza tra di noi, nella quale la legalità è uno dei principi di sano benessere per entrambi, nel senso che sta bene il datore di lavoro che rispetta la legalità, stanno bene i lavoratori che rispettano la legalità, sta bene la società attorno, perché la legalità riporta risorse, come dicevamo, per tutti quanti, quindi c'è una convivenza più positiva. Nel momento in cui una parte sovrasta l'altra, oppure si creano dei meccanismi per i quali, ritornavamo sul concetto dell'inizio proprio, che chi rispetta le regole è quello più bastonato della situazione, è ovvio che si crea un meccanismo di confusione, un meccanismo di conflitto, un meccanismo di guerra tra i poveri. E in questo meccanismo qua la vita poi è complicata per tutti, perché purtroppo sappiamo benissimo che le onde vanno su e giù. Una volta capita a me, l'altra volta capita a qualcun altro. Quindi riflettiamoci su questa condizione, riflettiamoci su una cultura diversa che dia più opportunità a tutti quanti di crescita. Quando si parla di cultura però si parla sempre di tanti anni per attuare questo cambio di cultura, forse non c'è il tempo per farlo. Ma in realtà è tanti anni che ne parliamo, esatto. Quindi io mi aspetto che adesso il percorso sia un po' più corto, però il problema è che è un mondo che corre veloce sì. E l'opportunità secondo me è quella di capire quelle che sono le priorità. La legalità è una priorità del nostro paese. Grazie a Sara Pasqualin, segretaria CGIL Treviso, grazie a Sebastiano Grosselle, segretario organizzativo Fly CGIL Treviso, grazie a voi per averci seguito, anche noi possiamo essere in qualche modo coinvolti in questo, segnalando laddove ci siano dei casi, anche noi cittadini, prima Sebastiano diceva lontano dagli sguardi, forse alle volte si chiudono anche gli occhi di fronte a certe realtà, perché è più comodo così, invece siamo tutti responsabili. Grazie per averci seguito, io vi lascio al film Triple Agent, grazie anche ai miei registi Alessandro e Francesco, buon pomeriggio a tutti.